Proviamo così a cercare il sindaco. Sindaco, buongiorno, siamo di Mediaset Rete 4, salve. Posso rubarle un minutino? Guarda, sto andando in ufficio. Velocemente, per questa storia degli autovelox. Come ho già detto, io sto collaborando con i carabinieri, sto collaborando con loro in maniera molto attiva. Adesso vediamo cosa ci diranno le indagini, insomma. Sì, diciamo, questo è il dato che io conosco, che mi è stato riportato dalle forze dell'ordine, ed è quello che io ho trasmesso. Che non va, ne non lo so se c'è qualcosa e l'altro cambiano. No, sono uno nel 2022 e uno del 2023. No, ma guardi, 2022. io non sto, mi perdoni, guardi. No, guardi, 21 sì, giugno 2022, sì. Sempre 2022. Sto facendo una verifica, cioè non sono dati, non è che vado io a riscontrare gli incidenti. Però ecco, ne converrà quindi che c'è qualcosa che non va. Il sindaco ha avviato un'ispezione interna per questo motivo. Io sto cercando di capire il lavoro profuso da tutti. Quel che è certo è che le multe milionarie sono finite direttamente nelle casse del comune, con l'esplicito fine di sistemare i conti, come scritto nero su bianco in questa delibera del sindaco. Ci sarà anche un nuovo introito per le casse comunali. Nei prossimi 2 mesi andranno installati 2 nuovi rilevatori e i proventi sono del comune di Cadoneghe. Questo per dire che abbiamo sicuramente noi, come tutti i comuni, un saldo negativo, ma avremo anche un saldo positivo. È innegabile che lei abbia dichiarato che questo sarebbe stato un nuovo introito per il comune di Cadoneghe. No, ma perché? Perché prima era tutto in carico alla regione, era tutto regionale. Ma anche il riferimento poi al bilancio. Dice, ma certo, ma mi perdoni, scusi, ma scusi, mi perdoni. Negativo, ma avremo anche un saldo positivo. Ma qual è il problema? No, qual è il problema? Dire che è così. Qual è il problema? Nessun problema. Bene. C'è qualcosa che non va. Sindaco, chi li paga questi 18 verbali? Guardi, chi li paga? Per ora è così. So io come le sto dicendo. Guardi, e se fosse tutto a posto bisogna pagarli, Saldo positivo. Ma qual è il problema? No, qual è il problema?